Tuvimos unas importantes visitas acá en nuestro círculo de Tucumán. Estuvo el ministro de Trabajo, el doctor Franco Manca, y también vino Desi, o Giuseppe Desi, que es consultor de la inmigración. Estuvimos conversando con ellos y esto nos decía. Estamos acá en el Círculo Sardo, tenemos una visita muy pero muy importante acá en Tucumán porque está con nosotros el asesor del Laboro, es decir, el ministro de Trabajo, el doctor Franco Manca. Él vino por primera vez acá en la Argentina y bueno, vamos a conversar un poquito con él. Es la primera vez que viene a Tucumán, vamos a preguntarle, no sé si es la primera vez que viene a la Argentina. No, è la quarta vez che vengo in Argentina. Piacere veramente di averlo qui in Tucumán, nel nostro circolo. Come sta vivendo questa esperienza? Ma non è la prima volta, conosco tanti circoli sparsi in tutto il mondo perché la regione sarda finanzia questa attività che riguarda una parte importante della nostra gente che purtroppo è stata costretta ad andare via dalla nostra isola ed è un grande piacere vedere le attività che vengono svolte. Sono andato a vedere adesso questa grande opportunità di sviluppo anche in termini di rapporto con il popolo argentino, perché purtroppo l'emigrazione sarda si è fermata, o per fortuna si è fermata negli anni 50, e quindi adesso sono i figli dei vecchi sardi che sono qui, che si sono integrati e per i quali credo che sia importante realizzare un rapporto soprattutto con la popolazione argentina, soprattutto con i giovani. Questo è il nostro punto di riferimento costante, lavorare con i giovani, sardi e argentini. Questo è un punto importante, ma anche siamo in tempo difficile, ci sono molti problemi economici, ma sempre il governo sardo sempre ha continuato a lavorare con gli emigrati, con i circoli sardi fuori della Sardegna, dell'Italia. Come si continua a lavorare in questo tempo? Non c'è dubbio che i problemi economici sono pesanti per tutti. Anche per l'Italia e anche per la Sardegna, soprattutto la crisi finanziaria innestata negli Stati Uniti con il subprime ha creato davvero grandi problemi a tutto il sistema economico internazionale. Tuttavia, pur in tempi di ristrettezza, la regione sarda ha addirittura incrementato le risorse per il popolo dell'immigrazione. Ormai siamo a 4 milioni e mezzo di euro per supportare le attività dei circoli sardi nel mondo ed è il budget più importante fra tutte le regioni italiane. Questo la dice lunga sull'importanza che il governo regionale dà al mondo dell'immigrazione. Dottore Manca, lei parlava dei giovani dei discendenti di sardi. Questo è molto importante perché con loro ci sono la continuità della Sardegna fuori della Sardegna. E specificamente come si sta lavorando con loro? Il nostro punto di riferimento è dato dal fatto che viviamo in un villaggio globale ormai. La multiculturalità, la multietnicità sono fenomeni che coinvolgono tutti i popoli, Sardegna compresa, perché abbiamo flussi di immigrazione davvero molto significativi, soprattutto dall'Africa. Noi svolgiamo attività di accoglienza anche nei confronti dell'immigrazione che viene in Italia, che viene in Sardegna. Tuttavia, ripeto, per noi è importante soprattutto la parte che riguarda i giovani, perché sono il futuro di questo pianeta e quindi intendiamo investire soprattutto negli ambiti di carattere culturale e formativo, perché oggi l'economia si regge soprattutto sulla conoscenza. Più i giovani riescono ad avere competenze, meglio è per tutto il sistema economico globale.
También tenemos la importante visita de Pino de Sí, no es la primera vez que está con nosotros, ya varias veces desde que se formó el Círculo Sardo estuvo con nosotros, pero siempre es importante hablar con él y que nos comente cómo se está trabajando y qué se está haciendo, qué prioridades hay con respecto a la consulta, con respecto a la inmigración sarda para el 2010. Piacere Pino di averti qui in Tucumán, nel nostro circolo. Voleva sapere, no? Quali sono le linee di lavoro per questo anno 2010 che è un po' difficile per tutti, no? Sì, beh, penso non solo per il 2010, ma penso che per i prossimi anni, oltre alle difficoltà che sono insite nelle difficoltà politiche e sociali, non solo del mondo ma anche dell'Italia e della Sardegna, se ne aggiunge un'altra che è quella della mutarsi della collettività italiana e quindi della priorità di intervenire nelle giovani generazioni e accompagnare, per quanto riguarda le nostre associazioni, accompagnare questo passaggio da associazioni di sardi anziani che vivevano di ricordi e di memoria a una associazione di diritto argentino fatta da argentini di origine italiana e sarda in questo particolare, e ipotizzare azioni, attività che sono utili allo scambio tra generazioni in Italia, generazioni in Sardegna e giovani che stanno qua, ma comunque pensando che queste diventano sempre più associazioni locali, seppure fatte da gente di origine italiana, e quindi con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda priorità, desideri di attività e tutto quello che riguarda un gruppo di persone che vivono e sono inserite nel contesto dove sono nate. Hai visitato in questa opportunità, in questa visita a Tucumán, il posto sportivo che ha il Circolo Sardo nel Cadicial, che ti pare? Sì, anche questo va nella direzione delle cose che dicevo prima, nel senso di dare risposte che sono di natura più attuale, mentre prima le necessità erano di scrivere una lettera a casa, avere notizie oppure sopravvivere adesso siamo al superfluo, non nel senso che non serva, ma l'evoluzione ha portato che i bisogni sono quelli di aggregazioni di questa natura, per cui questo centro sociale, sportivo, che seppure è nato sotto il segno della Sardegna, è un'entità che opererà qua e quindi servirà e sarà utile alla città di Tucumán. E io spero di vederla crescere, di fare delle cose insieme, collaborando per quanto riguarda gli aspetti sportivi e ricreativi anche con la Sardegna e con l'Italia.